Vertice in prefettura per la soluzione della mancanza di acqua. Il cartello sociale interviene chiedendo subito il dissalatore a Porto Empedocle. L'associazione Consumer denuncia un'attendibilità delle informazioni sul sito dell'AICA in merito ai turni di distribuzione dell'acqua. Lettera dell'Arcivescovo di Agrigento ai sindaci eletti alle ultime consultazioni elettorali. Nostra intervista al neosindaco di Racalmuto, Lillo Buongiorno. Confiscati beni per 800.000 euro a un ex consigliere provinciale e dipendente della regione da parte della divisione anticrimine della questura di Agrigento. La Fortitudo conclude la sua stagione con una vittoria contro il Chiusi. Bilancio del coach Pilot, la squadra retrocessa in Serie B. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. Un'importante riunione si è tenuta ieri, organizzata dal prefetto di Agrigento con i sindaci del territorio, le forze dell'ordine e rappresentanti della società di distribuzione idrica dell'AICA per prendere decisioni importanti per far fronte alla siccità che sta interessando in particolare la nostra provincia. Prefetto, cosa è emersa da questa riunione al vertice con i sindaci della provincia? Quali le soluzioni che avete trovato per questo problema di grave emergenza idrica? Bene. Chiariamo subito che l'intervento del prefetto della prefettura è un intervento per garantire serenità ai cittadini, ordine e sicurezza pubblica, salubrità. Non siamo noi, non è la prefettura chiaramente che deve trovare l'acqua e portarla ai cittadini. Il servizio idrico è gestito sotto l'egida della regione, dalle ATI e dalle società come AICA che ne sono le emanazioni sul territorio. Quello che abbiamo voluto fare è cercare di aiutare questo sistema, questo dispositivo a trovare nuove fonti, mettendo a disposizione i poteri autoritativi della prefettura. Quindi io come prefetto ho assicurato che non arretrerò di fronte alla necessità, eventualmente l'opportunità di requisire fonti idriche qualora in mano ai privati, e questo devo dire che già è servito perché alcuni privati hanno spontaneamente consegnato la disponibilità delle proprie fonti ove presenti. In più c'è il grande tema del fatto che le fonti aggiuntive, quando i laghi si vanno asciugando, perché sono le fonti superficiali le prime a evaporare e a ridursi, non possono che essere fonti sotterranee, le fonti aggiuntive, quindi appunto le sorgenti, i laghi, i bacini sotterranei e quant'altro. Ci sono, per fortuna, bisogna raggiungerli. Vi ho consegnato poco fa a voi della stampa l'elenco che il Dipartimento regionale della protezione civile ha stilato di interventi finanziati, tutti finanziati, con i quasi 6 milioni di euro dati subito alla provincia di Agrigento per questa prima fase. Altri 20 milioni saranno, lo sapete, per i dissalatori e altre attività che la provincia di Agrigento farà nei prossimi mesi. Ma nell'immediato ci sono queste fonti, molte di queste già disponibili da subito. Come portarle a casa dei cittadini? Sono fonti che non necessariamente sono collegate agli acquedotti già esistenti. Ci sono le autobotti. Tuttavia la parola autobotti e autobottisti evoca immediatamente l'idea di un servizio, di un mondo ai margini della legalità, dove in passato si è spesso dubitato della legittimità del poter portare acqua e della legittimità di poterla vendere soprattutto. E infatti non è legittimo, è legittimo soltanto il trasporto, ma lo è perché insieme con AICA si è studiato un nuovo sistema. Chi ha bisogno dell'acqua perché non gliene è arrivata abbastanza avrà direttamente da AICA, con le autobotti dell'AICA, un servizio integrativo ove non riesca per esempio a riempire le cisterne. E naturalmente per questo servizio ci saranno le priorità classiche stabilite dalla norma, cioè chi ha un disabile in casa, le strutture sanitarie e poi così discendendo. Per chi invece non è collegato a un impianto di distribuzione, e ce n'è tanti, o perché non sono collegabili perché sono in campagna, o perché purtroppo non si sono collegati negli anni scorsi, magari perché seconde case, e hanno valutato troppo costoso il collegamento, hanno preferito rifornirsi con le autobotti volta per volta. Bene, per questi gli autobottisti d'ora in poi potranno operare solo se trasporteranno acqua dell'AICA regolarmente pagata. Come si fa? Si registrano
in base a un bando che è aperto in questi giorni e che sarà eventualmente prolungato ove necessario, che scade a metà del mese, ed è un bando che prevede soltanto l'obbligo di registrarsi in un elenco, non prevede priorità, non prevede preferenze, non prevede elenchi, prevede l'unico elenco che dice chi sta trasportando acqua dell'AICA. Chi trasporta acqua pubblica garantisce che quell'acqua sia regolarmente pagata e non solo, si garantisce che quell'acqua sia buona, che non sia acqua di dubbia provenienza da cui possono scaturire delle malattie, ove per esempio con una carica batterica troppo alta. Avrà quindi un documento il quale, mostrato alle forze di polizia che faranno molti controlli nei prossimi mesi, potrà garantire subito, senza problemi, che il servizio è un servizio legale. Chi non avrà quel documento ovviamente sarà controllato perché gli si dovrà chiedere dove ha preso l'acqua. Ecco, questo è il sistema. Nella sua lunga carriera gli era mai capitato un'emergenza del genere? Come no, acque, rifiuti, di tutto. Ho lavorato al sud per molti anni e quindi devo dire che i servizi essenziali che sono l'acqua e i rifiuti purtroppo sono servizi anche nei quali si sono andati sovrapponendo nel corso degli anni interessi economici. Quindi non sempre è stato facile, anzi sui rifiuti devo dire ancora è molto difficile, dare delle soluzioni organiche e razionali quando ci sono degli interessi economici che peraltro, per paradosso, trovano appoggio nelle migliori intenzioni. Per esempio, la moderna attenzione per l'ambiente non gradisce la realizzazione di impianti industriali e guarda caso in particolare di impianti per lo smaltimento dei rifiuti. È ovvio che quindi nel sud, dove ce n'è pochi, smaltire rifiuto costa molto più che al nord e lo sapete tutti perché le tari che pagate sono molto superiori a quelle che pagano i vostri amici e parenti del nord Italia, avendo poi un servizio che magari è meno buono. Sciacca, eccellenza, metà degli abitanti non sono in regola? A Sciacca sì, molti abitanti non è che non siano in regola, non sono collegati e non sono allacciati. Devo dirvi però che negli ultimissimi giorni, da quando Sciacca si è affrontato e risolto il problema degli autobottisti, Sciacca è stato un po' un case study, no? L'esempio che seguiamo per tutta la provincia, si sono andati a regolarizzare non solo molti autobottisti, ma anche molti cittadini hanno chiesto l'allaccio, perché a quel punto se io vedo che l'allaccio comunque mi costa di meno, certo all'inizio c'è un costo a sostenere, il contatore, lo sapete tutti, ma nel corso del tempo me lo vado riguadagnando e la collettività ci guadagna cosa? Ricordate cosa vi ho detto prima, l'acqua entra ma poi esce. L'acqua esce sotto forma di acque bianche e acque nere. Il canone di depurazione fa parte della bolletta, ma è fondamentale, perché è quello il punto critico del servizio, oltre alla fornitura. Cosa facciamo poi delle acque nere e delle acque bianche? E sull'esito del vertice in prefettura abbiamo sentito il parere del sindaco di Bivona, Milko Cinà, e di quello di Licata, Angelo Balsamo. Sindaco, cosa è emersa da questa riunione con il prefetto per ciò che riguarda la vostra zona? Allora, si è discusso insieme ad altri sindaci, una rappresentanza di sindaci dell'Agrigentino, sia sulla questione del potabile per quanto riguarda Agrigento e altri comuni limitrofi, sia per quanto riguarda il comparto agricolo, che da un lato devo dire assieme al sindaco di Ribera ci hanno dato una dotazione di 2 milioni che riteniamo essere ancora insufficiente per quanto riguarda la dotazione a beneficio dei comprensori del consorzio serviti dal consorzio di bonifica. Noi abbiamo un altro problema, che una parte del comprensorio di coltivazione di pesche è servito dal vettoriamento che dalla diga Castello va al potabilizzatore di Santo Stefano e quindi lì qualche problema lo stiamo avendo nel cercare di dare acqua a questo comparto. Io ho chiesto al prefetto nel Comitato di Pubblica Sicurezza, anche per una questione di ordine pubblico, di trovare immediatamente una soluzione. I costi che mette in campo AICA anche riguardo a questo sugli agricoltori sono veramente esosi, quindi dobbiamo trovare una soluzione assieme nell'immediato per venire incontro agli agricoltori, perché ormai non si può più aspettare, se no perderemo la produzione delle pesche e a rischio ci sono anche le piante. Per il comune di Licata siamo con il sindaco Balsamo. Ecco, cosa è emerso come soluzione alle carenze idriche di Licata?
Ma come Comune di Licata abbiamo esposto a Sua Eccellenza il Prefetto e ai componenti del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza la grave situazione idrica che stiamo attraversando, che è comune a tutta la provincia. Allo stato attuale Licata riceve meno del 50% della dotazione organica che dovrebbe ricevere giornalmente e la situazione è insostenibile. Sua Eccellenza il Prefetto ha proposto e ha dato delle indicazioni che adesso saranno esposte in conferenza stampa e cercando di individuare delle soluzioni immediate che possano un attimino dare soluzione a una situazione ormai insostenibile e intollerabile. Sulla crisi idrica interviene oggi il cartello sociale di Agrigento. Non si perda ancora tempo, l'unica risposta alla crisi è il dissalatore, il servizio. Il cartello sociale di Agrigento interviene sulla crisi idrica dopo il vertice di ieri in prefettura. Il cartello sociale afferma come il vertice convocato dal prefetto di Agrigento alla presenza dei sindaci e dei rappresentanti delle forze dell'ordine per fare il punto della grave crisi idrica che sta attraversando il territorio provinciale conferma la gravità della situazione in cui versa il nostro tempo. La trivellazione di nuovi pozzi e i potenziamenti del servizio di fornitura idrica tramite le autobotti può contribuire a colmare il fabbisogno che si è aggravato anche a seguito della riduzione del 30% della fornitura proveniente dagli impianti di proprietà di Sicile Acque. Tuttavia occorre che il sindaco solleciti subito l'intervento della protezione civile per ripristinare il dissalatore di Porto Empedocle, cercando di cominciare a lavorare per puntare all'indipendenza idrica che, come hanno riconosciuto i vertici di AICA, è un obiettivo purtroppo non raggiungibile nell'immediato. Inoltre, continua il cartello sociale di Agrigento, il potenziamento del servizio delle autobotti che permette di ricorrere a sorgenti presenti nel sottosuolo ma non collegate con la rete di distribuzione e che ha tratto spunto dall'emergenza delle scorse settimane, può forse contribuire oggi ad alleviare i disagi della popolazione, ma bisogna pensare alle prossime settimane, quando a fronte dell'incremento degli arrivi dei turisti aumenterà il fabbisogno del prezioso liquido. L'associazione di consumatori Consumer Italia fa una richiesta di chiarimenti sul mancato rispetto della turnazione idrica presente sul sito istituzionale di AICA e la mancata riprogrammazione della stessa. Ce ne parla Margherita Trupiano. Il sito istituzionale di AICA è diventato inattendibile, per essere più chiari, lo stesso nella parte dove vengono pubblicati i turni idrici per l'erogazione del prezioso liquido è oggetto di cambi repentini e giornalieri che creano confusione all'utenza, alla quale non viene garantita la necessaria certezza dell'erogazione, seppur poca, dell'acqua. Lo sostiene l'avvocato Giuseppe Di Miceli, vicepresidente per la Sicilia dell'Associazione Federativa a tutela dei consumatori e dell'ambiente Consumer Italia, che per questo ha inviato una dura nota al presidente del CDA, al dirigente generale di AICA e per conoscenza al sindaco di Favara come componente dell'assemblea dei sindaci di AICA. Nella stessa Consumer Italia chiede ad AICA le motivazioni di tale disinformazione e disfunzione sull'erogazione idrica agrigentina e poi al sindaco del comune di Favara di dare eco alla nota quale voce dei cittadini, di supervisionare la situazione rappresentata e di verificare che il gestore ha pronti i dovuti correttivi al disservizio patito dai cittadini di Favara per una non efficace comunicazione dell'erogazione dell'acqua in questo periodo estremamente emergenziale. E sulle elezioni interviene l'arcivescovo di Agrigento che scrive una lettera ai sindaci appena eletti. Margherita Trupiano. L'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, ha scritto una lettera ai neoeletti sindaci delle cittadine di Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Naro, Racalmuto e Santa Elisabetta. Ho pensato di scrivervi non certo una ricetta con ingredienti già pronti o un libretto di istruzioni sul buon governo, dice. Desidero solo bussare alla vostra porta per condividere con
con voi alcuni pensieri. L'attenzione del presule è verso l'uomo nella sua accezione più ampia e in particolare verso quello deputato alla gestione del bene comune. Sia la comunità cristiana che quella politica e civile, afferma, condividono la passione per l'uomo e in tal senso l'uomo nel suo significato più ampio che si impegna della cura e la promozione del bene comune. Ma cosa vuol dire concretamente bene comune? Si interroga Monsignor Damiano. Ci offre una risposta, dice il Magistero della Chiesa, l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi come ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente. Curare un ambiente bello e buono, ossigenato di rispetto e cura per ogni creatura, afferma, è bene comune, è un'ecologia integrale, umana e umanizzante. Solo anteponendo il bene comune, sottolinea, al tornaconto personale o di una parte, possiamo davvero concretamente e laboriosamente costruire giorno dopo giorno la città degli uomini affinché sia una città sempre più amabile e abitabile, umana e umanizzante. L'Arcivescovo conclude porgendo auspici di un buon lavoro che renda i sindaci, con l'aiuto di Dio, tessitori di relazioni buone, sane e sananti e perciò stesso tessitori di speranza. Calogero, buongiorno. Il nuovo sindaco di Racalmuto ha avuto la meglio contro i due suoi avversari, Salvatore Petrotto e Salvatore Picone. Stamani siamo andati a intervistarlo. Siamo con il neo sindaco, buongiorno, a Racalmuto. Allora sindaco, alla fine ce l'abbiamo fatta, per una manciata di voti ha avuto la meglio. Sì, in effetti io ringrazio ovviamente tutti gli elettori, sia quelli che ci hanno votato e quelli che non ci hanno votato, perché è stata una campagna elettorale molto tirata, ma noi abbiamo cercato di privilegiare ovviamente i problemi della città, cercando di parlare meno di polemiche, di scontri, anche perché sono convinto che la nostra comunità ha bisogno di coesione sociale, ha bisogno di pacificazione, ha bisogno di un confronto molto aperto, perché i problemi sono tanti e bisogna mettersi a lavorare tutti quanti per cercare di dare risposte alle tante esigenze della collettività. Sindaco, sicuramente i comuni sono stati lasciati un po' a se stessi, abbandonati, sono diventati l'ultima trincea. Ecco, questo non la preoccupa a governare 5 anni, anche perché il comune mi risulta che le condizioni economiche e finanziarie non sono delle migliori. E in effetti è proprio così, e devo dire più che la gioia per la vittoria, ahimè, è prevalsa la preoccupazione per quello che ci aspetta. Perché in effetti le difficoltà sono tante, a cominciare giustamente, come è stato detto, dalle difficoltà finanziarie, perché è una situazione difficile non soltanto quella del nostro comune, ma di tanti altri comuni. E in effetti è vero, anche il front office ormai con la popolazione è diventato il comune, perché gli altri livelli istituzionali sono un po' più lontani dalla gente e quindi la gente attende risposte e vuole le risposte dal primo livello di contatto, che ormai è il comune, che ormai è il sindaco. Noi cercheremo di fare la nostra parte, siamo aperti al sentire tutte le problematiche, le esigenze della popolazione, cercheremo di fare del nostro meglio, ma ci aspettiamo molto anche da una collaborazione istituzionale con il Libero Consorzio d'Agrigento, con la Regione soprattutto, e anche con lo Stato, e perché no anche con l'istituzione di Bruxelles, perché riteniamo che ci sia la possibilità anche di drenare finanziamenti europei. Speriamo bene. Sindaco, voi siete nel paese della ragione, nel paese di Sciascia, un'eredità importante culturalmente. Ecco, questo cosa rappresenta per lei? Ma diciamo che è un privilegio, onestamente, essere cittadini di Racalmuto, che ha dato i natali a Leonardo Sciascia, ma anche a tante altre personalità importanti, pittori, medici, scienziati e anche, perché no,
i tanti giornalisti molto qualificati che ancora oggi esercitano la professione a vari livelli nazionali e regionali, certamente da un certo punto di vista è un privilegio, però è anche una responsabilità, perché noi dobbiamo far sì che la Fondazione Leonardo Sciascia, che così generosamente è stata costituita dallo scrittore, diventi veramente un faro di cultura e di attrazione, insieme a tutte le altre bellezze del nostro paese, ai monumenti, il teatro comunale, il castello chiaramontano, le fontane straordinarie, quelle del Nove Cannoli, del Raffo. Noi abbiamo una serie di attrazioni notevoli che cercheremo di valorizzare al massimo attraverso un progetto turistico-culturale che possa diventare un faro nel panorama regionale e nazionale, sia per la cultura, ma perché no anche per il turismo. Dal PNRR, dai fondi, ecco, vi aspettate qualcosa? C'è qualcosa in cantiere? Non so. Assolutamente sì, proprio oggi faremo il passaggio alle consegne con il sindaco precedente, vedremo i progetti che sono in essere, ma certamente noi abbiamo in mente, l'abbiamo detto anche in campagna elettorale, 2 grossi progetti che probabilmente cercheremo di far finanziare, se siamo ancora in tempo, con il PNRR, ed è una circonvallazione, perché noi abbiamo purtroppo la miniera dell'Italcali e i tir, i mezzi pesanti attraversano il centro urbano e non va bene per il pericolo della circolazione, non va bene per le strade che possono essere certamente dissestate, non va bene perché in alcune zone si creano degli imbuti e la circolazione ne soffre. Un altro problema è quello di un invaso a valle delle nostre migliori fontane, perché con la grande crisi idrica che c'è noi ci auguriamo che ci sia la possibilità di finanziare un invaso a valle di queste fontane, specialmente quella del Raffo e della fontana Nove Cannoli, che con una pompa di sollevamento poi possa essere portata al partitore se ci sono le condizioni per utilizzare quell'acqua per usi civili, o altrimenti in alternativa per l'agricoltura. State soffrendo il problema idrico della siccità a Racalmuto? Purtroppo sì, come tutte le zone, infatti noi avremo un incontro a breve anche con AICA per fare il punto sulla situazione, perché in alcune zone del paese in particolare abbiamo anche turni di erogazione molto lunghi e la città soffre, e purtroppo le bollette però continuano ad arrivare puntualmente. Sindaco, l'ultima domanda la rivolgo ai giovani, ai tanti giovani che purtroppo vanno via in cerca di lavoro. In questo senso cosa cercherà di fare lei? Ma diciamolo francamente, lo spopolamento è purtroppo un problema generalizzato che riguarda tutti i piccoli comuni in particolare, e di giovani giustamente che si laureano in specializzazioni molto importanti, è inutile nascondercelo, difficilmente possono trovare occupazione qui in loco. Però quello che è importante noi invece possiamo fare, che frattanto dobbiamo cercare di organizzare, come dicevo prima, un grande progetto turistico-culturale per delle attività importanti, ricettive, che possono creare occasioni di lavoro, ma anche l'attività enogastronomica. A Racalmuto si vive bene, si mangia bene, e quindi può essere un'altra valvola di sfogo, così come, perché no, la rivitalizzazione del centro storico. Noi abbiamo dei progetti importanti, in particolare con un'associazione Vivi Racalmuto, che è stata accreditata al Ministero degli Esteri, e abbiamo i contatti con i nostri fratelli emigrati in Europa, ma anche in America, in particolarità in Canada. Oggi ad Agrigento, al Consorzio Universitario, dalle ore 15:30 in poi, il sindaco Francesco Miccichè, il presidente della Fondazione Agrigento 2025 Giacomo Minio, hanno organizzato per gli operatori e i cittadini una conferenza civica su Agrigento 2025. Sentiamo il sindaco. Mercoledì ci sarà questo incontro per Agrigento 2025, diversi tavoli al Consorzio Universitario. Quali gli obiettivi? Questo sta finalmente coronando il mio desiderio, quello di coinvolgere tutte le associazioni agrigentine, ma anche l'intera città. Per Agrigento 2025 ognuno potrà esporre il proprio progetto, la propria idea, il proprio desiderio, per poterlo poi far diventare esecutivo e quindi arricchire culturalmente la nostra città. Confiscati 800.000 euro a un ex consigliere provinciale di Raffadali, dipendente dalla regione siciliana, dalla divisione anticrimine della questura di Agrigento, il servizio. Nei giorni scorsi la divisione anticrimine della questura di Agrigento ha eseguito un provvedimento di confisca dei beni divenuto irrevocabile in danno a Giuseppe Terrazzino,
Il provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo, prima sezione penale per le misure di prevenzione, è divenuto definitivo nel febbraio 2024 e ha riguardato un insieme di beni, la gran parte dei quali già sottoposta a sequestro su proposta avanzata dal questore di Agrigento nel giugno 2018 a seguito di articolate indagini svolte dalla sezione misure di prevenzione patrimoniali della divisione polizia anticrimine. La persona colpita dal provvedimento era dipendente della regione siciliana, nonché consigliere della provincia regionale di Agrigento, ed è stata in passato condannata in via definitiva per i reati di usura in concorso e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Il provvedimento divenuto definitivo suggella la bontà delle investigazioni patrimoniali poste in essere dalla divisione polizia anticrimine della questura di Agrigento, il valore dei beni confiscati che riguardano beni immobili, rapporti finanziari, beni immobili registrati e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ammonta a circa 800.000 euro. 3 le persone arrestate a Brolo per tentata estorsione. La corrispondenza da Messina. I carabinieri della compagnia di Patti hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti di 3 persone, di cui 2 destinatarie della custodia in carcere e una agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in ordine al reato commesso in concorso tra loro di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, procedendo contestualmente alla notifica dell'informazione di garanzia a carico di un altro soggetto coinvolto nella vicenda. L'operazione è il risultato degli esiti di un'indagine coordinata dalla DDA della Procura di Messina e condotta dai carabinieri della compagnia di Patti. L'indagine è stata avviata nel maggio 2023, subito dopo la presentazione di una denuncia presso la stazione di carabinieri di Brolo, da parte di un uomo della zona, il quale aveva dichiarato di essere stato minacciato dai suoi ex datori di lavoro, padre e figlio, qualora non avesse proceduto a ritirare le accuse prospettate in una causa civile che aveva intentato dinanzi il giudice del lavoro nei loro confronti. Il denunciante, infatti, nel 2022 aveva avviato un'avvertenza per il recupero delle spettanze contributive derivanti dal rapporto lavorativo mai regolarizzato, prestato per diversi anni presso la ditta riconducibile ai 2 indagati. Le gravi minacce, reiterate nel tempo, sarebbero state aggravate anche all'intervento di un terzo indagato, già condannato in via definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso e rapina aggravata dalle finalità mafiose, che avvalendosi della sua capacità criminale avrebbe avvicinato la vittima intimidendola ulteriormente per costringerla a ritirare le vertenze di lavoro. Tale circostanza avrebbe determinato nella vittima un grave timore per la sua incolumità, tenuto conto che il soggetto che lo aveva intimidito era stato coinvolto in più vicende giudiziarie, quale appartenente alla famiglia mafiosa dei barcellonesi. Le indagini sviluppate, oltre a documentare le continue vessazioni con minacce di morte rivolte all'ex dipendente, hanno anche permesso di constatare che gli indagati avrebbero avuto anche in animo la possibilità di fare ricorso all'uso di armi, qualora la vittima non avesse desistito alla sua azione legale. Il prosieguo delle attività investigative ha permesso altresì di individuare un quarto soggetto, indicato nella causa quale testimone degli indagati, che avrebbe avvicinato pretestuosamente la vittima tentando di scoraggiarla dal proseguire la sua azione giudiziale. Addirittura gli indagati avrebbero esercitato pressioni anche nei confronti di un testimone della persona offesa, con l'intento di condizionarle la sua deposizione nelle udienze nella causa civile. Ultimate le formalità, 2 indagati sono stati ristretti in carcere, mentre il terzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso l'abitazione da lui indicata, con l'applicazione del braccialetto elettronico a disposizione dell'autorità giudiziaria. Quanto sopra, in considerazione dell'attuale fase delle indagini preliminari, gli indagati sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità. Linea alla regia per la pubblicità. Prestò l'identità a Matteo Messina Denaro, Andrea Bonafede, condannato per 14 anni. La corrispondenza da Trapani.
Il GUP di Palermo ha condannato a 14 anni di carcere Andrea Bonafede, al geometra di Campobello di Mazara, che ha prestato l'identità a Matteo Messina Denaro. Bonafede era imputato di associazione mafiosa e concorso in falso. L'accusa era rappresentata da PM Gianluca De Leo e Piero Padova. La procura, in un separato processo, ha chiesto la condanna a 15 anni per la cugina del geometra Laura Bonafede, amante storica del capomafia. Il ruolo di Bonafede, nipote dello storico boss Leonardo, è emerso nel corso delle indagini che hanno portato alla cattura del padrino. I carabinieri della ROS, che scoprirono che Messina Denaro era in cura per un cancro, accertarono che per le terapie usava l'identità del geometra di cui aveva falsificato i documenti. Bonafede venne così arrestato pochi giorni dopo la cattura del boss e si accertò che sia l'ultimo appartamento in cui il capomafia viveva in Campobello, sia l'auto che usava per spostarsi erano stati comprati con i falsi documenti intestati all'imputato. Nel corso delle indagini la posizione del geometra si è però aggravata. Dagli elementi raccolti dai magistrati è venuto fuori che Bonafede era a disposizione del capomafia da ben prima del suo arresto. La procura, indagando su un altro prestanome dell'ex latitante, l'architetto Massimo Gentile, che avrebbe ceduto la propria identità al boss per comprare un'auto nel 2014, ha scoperto che il veicolo nel 2017 venne intestato alla madre di Bonafede, segno che tra il geometra e il padrino c'erano già dei rapporti allora. Ma non solo. La prima casa di Campobello di Mazara, in cui Messina Denaro ha vissuto, venne affittata a nome proprio di Andrea Bonafede nel 2007. Con la sentenza delle scorse ore salgono a 5 personaggi vicini a Messina Denaro condannati. E intanto il covo di via CB31, vicolo San Vito, in Campobello di Mazara, l'ultimo in cui abitò Matteo Messina Denaro prima di essere arrestato, è stato confiscato. Lo ha deciso il GUP del Tribunale di Palermo, Paolo Magro, con la sentenza che ha condannato proprio il geometra Bonafede. L'appartamento scoperto dal ROS nella immediatezza della cattura, avvenuta a Palermo davanti alla clinica La Maddalena il 16 gennaio 2023, era stato acquistato proprio, come dicevamo, con soldi di Messina Denaro, e per questo il giudice, accogliendo le tesi del PM della DDA Gianluca De Leo e Padova, lo ha ritenuto provento del reato di associazione mafiosa, che ha portato alla condanna di Bonafede. Referendum sul lavoro, la CGIL porta avanti l'iniziativa, già raccolte 4.000 firme. Sentiamo Pietro Patti della CGIL di Messina. Sono già quasi 4.000 le firme raccolte nei giorni scorsi tramite i banchetti, tramite le iniziative popolari che il sindacato ha proposto sul territorio per intervenire sul mondo del lavoro. Voi avete le idee chiare e avanzate delle proposte concrete? Sì, stiamo facendo questa campagna referendaria ormai da un mese e mezzo e proseguirà fino a metà di luglio. Noi stiamo raccogliendo le firme per abrogare 4 temi che riguardano il Jobs Act del 2015, allora governo Renzi. Il primo è contro i licenziamenti illegittimi, perché deve essere il giudice a stabilire se un lavoratore è stato licenziato legittimamente o meno e quale tipo di indennizzo possa ricevere. Poi interveniamo pesantemente sulla questione dei contratti a termine. Noi viviamo un mondo di precarietà. A Messina, ad esempio, l'anno scorso di tutti i contratti attivati soltanto il 13% era a tempo indeterminato, mentre il resto, più dell'80%, sono contratti a termine, somministrazione, contratti con stage, e quindi noi chiediamo l'abrogazione di questi contratti a termine. Poi c'è un altro tema che ci sta a cuore, che è quello della sicurezza. Chiediamo che negli appalti, nei subappalti, la stazione appaltante abbia la responsabilità di tutto quello che succede in quel luogo lavorativo. Quindi per questo motivo noi saremo in piazza, lo faremo sabato e domenica a Piazza Caroli, lo faremo anche in tutte e 8 le comuni della nostra provincia, si può firmare anche online. Al momento siamo a quasi 4.000 firme, ma la campagna procederà per un altro mese e mezzo. Ecco, il tema della sicurezza è da tenere sempre all'ordine del giorno. Ora non se ne parla purtroppo, però quando ci sono gli incidenti vediamo che l'indignazione anche da parte della politica, le manifestazioni si intensificano. Qual è il modo anche per tenere alta la consapevolezza sia degli imprenditori, dei datori di lavoro, ma anche degli stessi lavoratori?
Beh, noi abbiamo fatto la nostra parte e la continuiamo a fare, abbiamo fatto delle manifestazioni, abbiamo fatto dei sit-in, stiamo prestando la politica perché era distratta dalle europee, infatti è stato un tema che non è stato completamente discusso perché non è soltanto un tema italiano. Il problema è che quando succedono dei fatti gravi come la morte sul lavoro, con la spinta dell'emotività del momento si fanno delle iniziative, ma poi la politica deve prendersi l'impegno. Noi chiediamo delle precise regole come quella degli appalti, dei subappalti, dove ci sia un controllo repentino, formazione continua con i lavoratori e le lavoratrici, ma soprattutto applicare i contratti, perché ci siamo accorti che quando ci sono queste morti la maggior parte di questi lavoratori non sono stati adeguatamente retribuiti, ma soprattutto non avevano la formazione per il contratto di riferimento. La politica deve fare uno scatto d'orgoglio e deve legiferare in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, comunica i nomi dei vincitori del Premio Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta, giunto alla sua 25esima edizione. Sono state oltre 500 i poeti e gli scrittori che, amanti dell'arte e della cultura siciliana, hanno partecipato al concorso letterario, elaborati provenienti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero, che sono stati esaminati dalle qualificate giurie delle varie sezioni del premio. La cerimonia di consegna quest'anno si terrà nella prestigiosa location del Teatro Caos al Parco Letterario Luigi Pirandello il 28 giugno 2024 alle ore 20. Passiamo alle notizie sportive. La Fortitudo Moncada chiude la sua stagione con l'ultimo incontro vincendo contro il Chiusi per 84-71. La squadra è retrocessa in Serie B. Sentiamo un bilancio del coach Damiano Pilot. Sì, permettimi di partire più che dalla partita stessa e dal campionato, da quello che è successo alla fine della partita, ovvero un abbraccio collettivo da parte di tutte le persone che erano al palazzetto, che è una cosa, dal mio punto di vista, che do un grandissimo valore a questo, perché secondo me testimonia che c'è modo e modo di perdere, c'è modo e modo di metabolizzare un risultato, e secondo me quello che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo ha dimostrato a tutte le persone che c'erano oggi che ci abbiamo messo tutta la dignità possibile, tutto l'impegno possibile e l'affetto che abbiamo ricevuto adesso nell'ultimo giro di campo secondo me è impagabile. Detto questo, finisce il nostro gironcino con 7 vittorie e 3 sconfitte, che è lo score più alto di tutte le squadre che erano nel gironcino. Vedendo l'altro risultato, che è quello di Nardò che era la quota salvezza, è 6 punti più di noi, quindi noi per arrivare a contare il quoziente canestro avremmo dovuto fare 10-10 in questo gironcino, che penso la dica lunga sulla difficoltà di quello che avevamo davanti, della montagna che avevamo davanti all'inizio di questa fase salvezza. C'è dispiacere perché oggi indubbiamente eravamo una squadra in forma, però il campo ha parlato così, la formula ha decretato questa retrocessione, ma secondo me, come ti dicevo prima, non è un modo di dire, non è una giustificazione. Penso che in un mondo in cui ormai i risultati siano la valutazione primaria e assolutamente non contestabile di quello che facciamo, questo spettacolo qui sia da mostrare, da valorizzare, perché oggi sicuramente le persone che c'erano hanno dimostrato un senso di sportività e di razionalità fuori da ogni logica, perciò me lo porterò con me sicuramente per tanto tempo. La domanda te la devo fare: quale sarà il tuo futuro e se ti piacerebbe restare a Piede Agrigento? Ma guarda, allora, è una domanda che ho ricevuto anche adesso mentre giravo. Io non rimarrò qui, ho ricevuto un'offerta per salire al piano di sopra in A1, cambiando chiaramente il mio ruolo. Non sarò capo allenatore ma sarò vice allenatore, e penso che sia uno step importante per la mia carriera e che devo prendere al volo, ma lo faccio ricollegandomi a quello che ti dicevo poco fa, con grandissima riconoscenza nei confronti di queste persone che adesso mi hanno travolto di affetto, e
e mi dispiace perché gli avrei voluto regalare una stagione diversa. Poi è chiaro, ci sono mie responsabilità, ci sono responsabilità di tutti e in questo momento a caldo è anche difficile tirare una linea sulla stagione, però lascio questo pubblico con un enorme abbraccio, perché è quello che mi hanno dato loro e non mi sento di fare altro che ricambiarlo con tutto il mio cuore. Cosa ti porti da questa esperienza? Mi porto tante cose, tante cose, perché nel periodo in cui non sono stato qui ho chiaramente fatto tante analisi su cosa non è andato. Paradossalmente mi porto delle certezze, perché quando sono tornato qui ho cambiato delle cose tecnicamente, sicuro al 100%, ma non sono cambiato io come persona. I ragazzi hanno conosciuto lo stesso allenatore nella prima fase e dal mio ritorno. È chiaro che sono stato qui in 2 momenti molto diversi della stagione, uno in cui le difficoltà sono iniziate e il secondo invece quando le difficoltà ormai ci avevano travolto, e nel momento in cui siamo stati travolti abbiamo reagito in maniera molto dirompente, ed è chiaro che questo mi fa avere un po' di rimpianto, e l'ho detto anche adesso ai ragazzi in spogliatoio, perché le facce che ho visto adesso alla fine le avessimo avute nel momento più difficile della stagione, probabilmente il risultato sarebbe potuto essere diverso. Poi ovviamente i 6 EIMA sono tantissimi, però mi porto qualcosa da tutti i ragazzi, mi porto qualcosa dallo staff con cui ho condiviso non tutta una stagione ma dei mesi importantissimi, e mi porto tanti rapporti umani, a partire da Marco che è qui accanto a me, che è una persona che ho avuto modo di conoscere, e il rapporto va ben al di là della pallacanestro, e quindi sono sicuro che queste poi sono le cose a cui dare importanza in questo mondo, perché bisogna preservarli questi rapporti. Marco, tu la stagione l'hai vissuta tutta, per intero, anche nei momenti più difficili, con un finale amaro ma comunque a testa alta. Quanto è stato difficile affrontare questa stagione? È stato difficile perché fare il ruolo del vice allenatore è sempre complicato, devi cercare di dare un colpo al cerchio, l'altro la botte, devi cercare di sollevare di morale i giocatori, gli allenatori, quindi non è stato semplice. Io non ho tanta esperienza, sebbene la mia età oramai, la carta d'identità segna quasi 63, ma non ho tanta esperienza come vice allenatore, ma quest'anno io ho veramente imparato tanto dal punto di vista tecnico da Damiano, perché gioca una pallacanestro moderna e io tanto moderno non lo sono, quindi quest'anno ho appreso tante cose da lui che mi entreranno a far parte del mio bagaglio tecnico sicuramente, ma la cosa più complicata è stata quella di vedere i tifosi in casa, ma credimi anche quei 4-5 gatti che ci venivano a vedere in trasferta soffrire tutte le partite, perché ci credevano fino all'ultimo. Ho avuto modo di allacciare dei rapporti con loro anche solo via social, senza sapere che faccia abbiano, e devo dire che ecco, Agrigento, la forza di Agrigento, la forza della Fortitudo è proprio questa, il pubblico, quindi non posso che condividere tutte le parole di ringraziamento che ha fatto prima Damiano, questo abbraccio finale dopo una retrocessione è il punto esclamativo di questa stagione. Il risultato sportivo purtroppo è quello che sappiamo tutti, ma il risvolto umano che lascia nei nostri cuori, nelle nostre anime, è veramente qualcosa di molto importante che ci porteremo dietro sempre. E questo è tutto per l'edizione odierna del nostro telegiornale TV a Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20, con replica la mattina alle ore 9. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.